Buonasera e benvenuti al TG Sicilia. Vediamo quali sono le notizie principali di oggi. Dall'università non si può tornare in una bara. Al TG Sicilia il dolore e la sofferenza del sindaco di Solarino per la studentessa travolta e uccisa sulla circonvallazione di Catania mentre attraversava le strisce pedonali. Sono già quasi 13.000 le firme sulla petizione online avviata da uno studente di ingegneria su Change.org per l'installazione di un altro semaforo pedonale nei pressi della cittadella universitaria di Catania. Emergenza incendi, c'è anche un operaio della forestale tra i 3 piromani arrestati che la scorsa estate hanno distrutto diversi ettari di terreno nel Trapanese. Per appiccare i roghi attendevano l'arrivo del vento di scirocco. La maturità da rifare, attesa e ansia al liceo Galilei di Spadafora per 11 ragazzi costretti a ripetere gli esami orali dopo le irregolarità emerse lo scorso luglio. Sicilia addio, gli isolani residenti all'estero sono 815.000, quasi quanto gli abitanti di una metropoli. La Germania è la prima meta, Agrigento la provincia più abbandonata dagli emigranti. Tolleranza zero per chi abbandona illecitamente i rifiuti nel territorio comunale di Catania. Per gli incivili multa fino a 10.000 euro, denuncia all'autorità giudiziaria ed eventuale sequestro del mezzo. Extravergine sempre più caro. In Sicilia il prezzo dell'olio supera i 10 euro al litro. Secondo le stime degli addetti ai lavori, nei prossimi mesi potrebbe costare ancora di più. Il calcio, trattative sempre aperte tra il Catania e Lucarelli. Sullo sfondo resta Silvio Baldini. Prossime ore decisive per la nuova guida tecnica dei rossazzurri. Chiara e Francesco fino all'ultimo insieme. La studentessa vittima di un terribile incidente stradale sulla circonvallazione di Catania era mano nella mano col fidanzato quando è stata travolta sulle strisce pedonali. Il sindaco di Solarino, comunità devastata, dall'università non si può tornare in una bara. Tonino De Mano. La fine delle lezioni, il ritorno a casa, magari a programmare la serata, la cena, un film da vedere insieme. Ma il destino crudele e beffardo attendeva Chiara sulla circonvallazione a pochi metri dalla cittadella universitaria che frequentava da poco, essendo iscritta alla facoltà di scienze biologiche. Chiara forse non sapeva neanche la pericolosità di quella strada e forse non saprà mai che il suo fidanzato Francesco ha fatto di tutto per salvarla ed ora, dimesso dall'ospedale, è sotto shock nell'abitazione dei genitori a Solarino. Erano mano nella mano sulle strisce pedonali quando uno scooter è piombato addosso ad entrambi. Chiara è finita per terra e non ha avuto neanche il tempo di rialzarsi, che una Fiat Punto l'ha travolta e trascinata per metri. Facile intuire che la macchina procedeva a velocità sostenuta. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia, un atto dovuto all'iscrizione nel registro degli indagati dei conducenti dei mezzi coinvolti. Sconvolta la comunità di Solarino, portavoce il sindaco Giuseppe Germano. La comunità di Solarino è veramente devastata da questa notizia della morte di Chiara. È tragico mandare tua figlia all'università e vedertela restituita in una bara. È il momento del silenzio, della riflessione. Dovremmo capire tutti quanto è importante la vita e quanto purtroppo in un attimo tutto può cambiare. È il momento del dolore, ma anche delle polemiche che infuriano in tema di sicurezza stradale in un tratto, il viale Andrea Doria, già teatro di numerosi incidenti gravi. E il mondo universitario si mobilita per chiedere accorgimenti seri affinché si evitino altre tragedie. Dossi, cavalcavia, sottopassi, semafori pedonali, autovelox, presidi fissi delle forze dell'ordine sono tutte soluzioni al vaglio. Prima però sarà fondamentale educare al rispetto dei limiti di velocità e ribadire che l'auto non è solo un mezzo per spostarsi, ma può diventare un'arma letale. E dopo la morte di Chiara, uno studente di ingegneria ha lanciato una petizione sulla piattaforma Change.org per invitare tutti i colleghi di qualunque facoltà a firmare e chiedere soluzioni urgenti per evitare altre morti sulla circonvallazione di Catania. Vediamo. La morte di Chiara Adorno ha sconvolto tutti gli studenti della cittadella universitaria di Catania. Matteo Meli, iscritto in ingegneria, non ci ha pensato due volte, ha lanciato una petizione sulla piattaforma Change.org. Quasi 13.000 le firme raccolte in poche ore per chiedere a gran voce una soluzione ed evitare altre tragedie. Potevo esserci io su quella strada, l'ho attraversato qualche minuto prima anch'io.
e quindi rischiamo la vita allo stesso modo tutti noi studenti dell'università, che siamo costretti ad attraversare quella strada perché abbiamo la metro dall'altra parte, abbiamo l'autobus che ci riporta a casa e quindi ho pensato di avviare qualcosa che potesse portare effettivamente a qualcosa di concreto. Il primo impulso di Matteo era stato quello di scrivere al sindaco. La prima cosa che mi era venuta in mente era di scrivere al comune, ma subito ho pensato ovviamente, ma qui quando mi rispondono una persona sola non può fare molto, quindi appunto mi è venuta in mente l'idea della petizione. Urge dunque una soluzione per tutelare, scrive ancora Matteo nella petizione, tutti i ragazzi, gli stessi che vengono elogiati dal comune di Catania che li definisce il futuro, ma poi non li tutela in alcun modo. Incendi che nei mesi scorsi hanno distrutto ettari di terreno tra Paceco, Custonaci e Alcamo. Arrestate 3 persone, uno è un operaio della forestale, Laura Spanò. Un operaio stagionale della forestale, un recidivo e un pastore. I carabinieri fanno luce sugli incendi divampati quest'estate ad Alcamo, Custonaci e Paceco nel Trapanese, arrestando i responsabili residenti nei comuni percorsi dalle fiamme. 2 ora sono agli arresti domiciliari, il terzo è finito in carcere. I 3, da quanto accertato dai militari dell'Arma, attendevano le giornate di scirocco per entrare in azione, realizzando i punti di innesco in terreni incolti sia di proprietà privata sia comunale, con l'obiettivo di arrecare maggiori danni possibili. L'operaio forestale sarebbe il responsabile dell'incendio che ha interessato Contrada Costa ad Alcamo. Il rogo, divampato lo scorso mese di agosto, ha ridotto in cenere 12 ettari di terreno, minacciando di aggredire le abitazioni circostanti. Uomini della forestale e vigili del fuoco impiegarono 7 ore per completare l'operazione di spegnimento. A incastrare il piromane le telecamere di abitazioni private che lo hanno immortalato mentre si allontanava dalla zona a bordo della propria auto. L'operaio è entrato in azione un'ora prima di prendere in servizio. Ad appiccare il fuoco tra le vie Dante Alighieri e piazza Campicella a Custonaci un 49enne del posto, con alle spalle precedenti di polizia per reati specifici. L'uomo è stato notato da un testimone mentre lanciava dal finestrino dell'auto un oggetto che, finito tra le spaglie, causava l'innesco dell'incendio. Ora è in carcere. Sarebbe stato invece un pastore il responsabile dell'incendio divampato lo scorso mese di ottobre in 2 distinti punti della riserva delle saline di Trapani e Paceco, riducendo in cenere un ettaro di macchia mediterranea. Il piromane è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre si allontanava in sella ad una Vespa dove aveva appiccato il fuoco. Sono questi i primi effetti del lavoro del nuovo pool investigativo sugli incendi boschivi costituito dalla Procura Trapanese, che ha già richiamato i comuni a far rispettare le ordinanze per la pulizia dei terreni da parte dei privati. Resta in carcere il cameriere tunisino accusato di aver ucciso con 3 colpi di pistola in via Roma a Palermo la notte tra venerdì e sabato il collega algerino Samir. Il GIP ha convalidato l'arresto di Ali El Aber Baguara. I 2 lavoravano in ristoranti l'uno di fronte all'altro in via Emerigo Amari e il movente sarebbe proprio legato all'accaparramento dei clienti. A incastrarlo sarebbero le immagini delle telecamere della zona. Il suo avvocato nega però che l'uomo delle immagini sia il suo assistito. Ma un'ANSA appena uscita parla di un fotogramma che incastrerebbe il tunisino. Il presunto assassino si vedrebbe in volto mentre passa davanti al Mercury Hotel. Quell'immagine è stata comparata con la foto segnaletica scattata in caserma quando l'uomo è stato fermato. Per il procuratore quel fotogramma lascia pochi dubbi su chi abbia ucciso il cameriere algerino. E un 23enne disoccupato pubblica sui social alcune foto di armi e munizioni e i carabinieri durante un blitz scoprono che il padre 60enne di Belpasso, nel catanese percettore del reddito di cittadinanza, ha in casa una doppietta calibro 12 e uno zaino pieno di munizioni di vario calibro. Mentre accompagnati dalla figlia 31enne dell'uomo stanno per lasciare la casa insieme con il 60enne, si insospettiscono per la presenza di un locale dove alla fine trovano marijuana, cocaina e denaro, circostanza che porta all'arresto in flagranza della ragazza. Al padre tutto ciò è costato una denuncia per detenzione abusiva di armi e la revoca ovviamente del reddito di cittadinanza. La maturità bis al liceo Galilei di Spadafora. Oggi sono partiti gli esami orali per 11 ragazzi, attese ed ansia come a luglio anche per i genitori.
Per molti la fine di un calvario, soprattutto psicologico. Al liceo Galilei di Spadafora in provincia di Messina sono iniziati gli esami orali bis della prova di maturità per 11 studenti della quinta A linguistico che hanno dovuto ripetere la prova dopo le irregolarità emerse in quella dello scorso luglio e venute fuori dopo il ricorso di una delle studentesse. Oggi primo giorno, svolto in un clima di serenità con la commissione presieduta dal dirigente dell'Istituto Anis di Messina Elio Parisi, che ha cercato di mettere gli studenti tutti a proprio agio. E allora, nonostante la tensione del momento, tutti hanno affrontato la prova, dimostrando di aver studiato. È stato un po' strano, inaspettato, però la commissione era molto tranquilla, quindi mi sono trovata anch'io tranquilla e abbastanza a mio agio. E ora sono tranquilla, ma comunque lo ero come la mia compagna anche prima di entrare. C'era più tensione a giugno, luglio e quindi oggi mi sentivo più a mio agio. Domani è sabato le prove degli altri studenti che da 2 mesi a questa parte hanno vissuto dei momenti di angoscia ed ansia, stati d'animo condivisi anche con i genitori. Ci sono stati alti e bassi, soprattutto le ragazze ne hanno risentito tanto perché si sono prima chiusi nel silenzio e poi hanno cominciato a sfogarsi e sono state un po' angosciate, si vedeva. Ultimi tempi però hanno riacquistato un po' più di serenità per arrivare ad oggi più tranquille, più serene. E adesso si può tornare a pensare al percorso di studi universitario, c'è chi lo farà a Messina e chi andrà fuori, con quel che adesso rimane un ricordo da raccontare. La Sicilia si spopola, i nati nell'isola iscritti al registro dei residenti all'estero sono quasi 815.000, quasi quanto una grande città. La Germania è la prima meta, Agrigento la provincia più abbandonata. Adelaide Barbagallo. Addio Sicilia, addio Italia. Quasi 1 milione di siciliani vivono all'estero, 815.000, un'emorragia di trasferimenti che non si arresta. Nel 2022 oltre 7.000 persone hanno lasciato l'isola per trovare fortuna fuori, ma potrebbero essere anche di più perché questa cifra viene fuori dal registro degli iscritti all'estero. Il nuovo rapporto Italiani nel mondo della Fondazione Migrantes fotografa ancora una volta una Sicilia che si svuota, con comuni che fanno fatica a riempire le scuole perché ormai molti bambini figli dei giovani emigranti nascono altrove. Sono più di 20 i centri dove i residenti all'estero hanno superato quelli che sono rimasti in Sicilia. Il caso più eclatante è Acquaviva Platani nel Nisseno, dove sono rimaste 869 persone e quasi il triplo, 2.420, si sono spostate all'estero. Un deserto. La fuga di residenti non risparmia i grandi comuni a partire da Palermo, Catania e Messina. Sono 37.000 i palermitani che vivono all'estero, più degli abitanti del centro storico, 23.000 i catanesi che hanno lasciato la città per andare fuori. Tra le province Agrigento è la più abbandonata con 160.000 residenti all'estero e Favara è tra i primi 10 comuni per fuga di abitanti. Qualcuno specula come se il problema fosse l'immigrazione, in realtà dalle nostre parti il problema è l'emigrazione. Perdiamo non solo i giovani che trovano spiragli di vita migliori in altri paesi, ma stiamo tornando ad avere lo spopolamento della manodopera. Quindi persone che magari fino a 20 anni, 30 anni fa lavoravano in Belgio, costrette a ritornarci a 55-60 anni e questa è una tragedia. Al secondo posto c'è la provincia di Catania con 137.000 abitanti fuggiti altrove, seguita da Palermo con 135.000. Quasi la metà, il 44% di chi lascia la Sicilia per trasferirsi altrove sono giovani. La prima meta è la Germania. Qualcuno ritorna. Nel 2022 in 7.000 sono rientrati in Sicilia. Ammenda pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro, prima era da 300 euro fino a 3.000 euro, una denuncia all'autorità giudiziaria e sequestro del mezzo se il reato avviene utilizzando un veicolo. Scatta la tolleranza zero per chi abbandona illecitamente i rifiuti nel territorio comunale di Catania, in esecuzione di una nuova norma nazionale entrata in vigore lo scorso 10. L'ammenda può arrivare a 26.000 euro se l'abbandono dei rifiuti è di titolari di impresa. Lo ha reso noto il comandante della Polizia Municipale Stefano Sorbina al termine di un incontro operativo in attuazione in un preciso indirizzo stabilito dal sindaco Enrico Trantino e dalla giunta comunale. La pena è aumentata sino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi.
A Catania, in piazza Mercato, nel quartiere di Montepo, la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione sul numero unico di emergenza di 2 persone a bordo di uno scooter di colore bianco, una delle quali aveva esploso alcuni colpi di pistola ad aria compressa. L'arma si è rilevata una pistola salve priva del tappo rosso. Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato lo scooter ed un minorenne che aveva l'arma in tasca ed è stato denunciato per il reato di porto d'arma o strumento atto ad offendere. E cambiamo argomento, sempre più richiesto l'olio d'oliva italiano. La Spagna ne produce meno, conseguenza prezzi in su per i consumatori di casa nostra e nei prossimi mesi potrebbe costare ancora di più. Siamo stati in un oliveto di Solarino nel Siracusano. Francesco Aloi. Fuori delle offerte prima si parlava di 4,99, ora siamo arrivati a 8,99. Il 2023 è come anno dei record per il costo dell'olio d'oliva. Sugli scaffali dei supermercati il prezzo medio supera i 10 euro al litro, all'ingrosso è di 9 euro. 10,99 euro l'olio, ma non è possibile. Prima quanto lo pagava? Ma all'incirca 6 euro, 6,50. Ci stiamo più attenti. La Spagna, primo produttore mondiale, ha registrato un forte calo nel raccolto. Così le aziende si sono rivolte ad altri paesi come l'Italia. Aumentando la richiesta, quindi salgono anche i prezzi. Considerato che la Spagna produce più del 60% dell'olio extravergine d'oliva del consumo mondiale, fa sì che le produzioni italiane, greche o degli altri paesi produttori di olio extravergine non bastano a soddisfare l'autoconsumo, quindi troviamo negli scaffali gli oli a dei prezzi molto ma molto elevati. Per la scarsa produzione spagnola sul banco degli imputati c'è la siccità, una piaga che non risparmia nemmeno l'Italia, con il raccolto che scarseggia anche in Sicilia. Noi siamo stati in un oliveto di Solarino nel Siracusano, dove diversamente da altre zone dell'isola l'annata sembra andare bene. L'invito a tutti i produttori della filiera è di mantenere i prezzi, difendere il prezzo giusto dell'olio. Il prezzo giusto vuol dire un prezzo etico sia per chi produce sia per chi acquista. E se per alcuni produttori il costo dell'olio è giusto, i consumatori dicono che il prezzo è troppo alto, ma non finisce qui, perché nei prossimi mesi potrebbe lievitare ancora. La Camera Penale di Catania ha ricordato oggi la figura di Serafino Famà. A 28 anni dalla scomparsa, un costante esempio per i più giovani. Marco Carli. 28 anni esatti da quei colpi di pistola che la sera del 9 novembre del 1995, attorno alle 21, posero fine alla vita e al lavoro di Serafino Famà. A lui è intitolata la Camera Penale di Catania che, con in testa il suo presidente, Francesco Antille, e tutti i membri del direttivo, ha voluto dedicare un percorso alla memoria dell'avvocato penalista, ucciso dalla mafia. Il coraggio della libertà che compendia il pensiero di Famà e compendia anche l'impegno della nuova avvocatura sorta dopo il suo decesso, diventa il trade union tra la ricerca di una condizione di equilibrio tra lo Stato e soprattutto i cittadini, laddove nel processo penale si realizza il rapporto più drammatico tra l'autorità e il cittadino. Una giornata legata a un uomo di valore, la deposizione dei fiori a Piazzale Famà, luogo dell'agguato, e il ricordo nell'atrio del Palazzo di Giustizia di Catania davanti all'effigie commemorativa alla presenza delle autorità giudiziarie, militari e civili, ma anche un dibattito nell'aula delle adunanze di Palazzo di Giustizia. L'intento è chiaro: spiegare i valori e le insidie quotidiane dell'avvocatura legate alla difesa dei diritti e nel rispetto delle regole, quelle da sempre osservate da Serafino Famà, esempio costante, come è stato ripetuto giustamente più volte, insegnamento permanente per i più giovani. Open day nel dormitorio di Catania che ospita 50 senza fissa dimora. La storia di Orazio, qui ho trovato dignità. Giusy Lazzara. Faccio dei lavori saltuari che non mi permettono di pagare l'affitto e grazie a questa struttura che mi dà la dignità di partire sempre ogni mattina a cercare dei lavori. La sua storia risuona in questo giorno aperto a tutti per far conoscere la struttura di accoglienza del comune di Catania. Una grande casa nel quartiere di Inesima Superiore che ospita 50 senza fissa dimora, italiani e stranieri. Qui si può dormire e fare colazione, la permanenza è di 9 mesi. C'è chi coltiva un piccolo orto.
Vivere per strada quando si è perso tutto non è facile e non basta trovare un riparo sotto un portico sul marciapiede. Il tentativo è sempre quello di avvicinarli a noi, di cercare di far capire che l'accoglienza è una strada alternativa e magari la più sensata da poter fare. A volte riusciamo, altre volte no. Tante le persone che ancora vivono ai margini. Dobbiamo potenziare i nostri servizi, quindi dobbiamo potenziarli in ogni singola circoscrizione per far sì che chiunque si trovi in giro possa essere, recuperato attraverso le nostre unità di strada, sempre con gli enti del terzo settore che danno un grande aiuto. Un lavoro di equipe tra associazioni e volontari insieme, il Consorzio è bene il solco per mantenere aperta la struttura. Una pausa, torniamo tra poco con il calcio. Bentornati al TG Sicilia, siamo al calcio, trattativa sempre aperta tra il Catania e Lucarelli. Sullo sfondo resta Silvio Baldini. Prossime ore decisive per la nuova guida tecnica dei rossazzurri. Vediamo. Si tratta d'oltranza, l'obiettivo è dare una guida al Catania e farlo nel più breve tempo possibile. Nel borsino rosso-azzurro ha ripreso quota il ritorno di Cristiano Lucarelli, con cui si sta trattando per il suo ingaggio, un'opzione venuta fuori prepotentemente nelle ultime ore, con il livornese che ha scavalcato Brocchi e Silvio Baldini, profili valutati da Grella. La panchina come priorità dopo il terremoto di domenica e dopo che ieri la dirigenza etnea è stata tutta in campo con il nuovo consigliere d'amministrazione bresciano, con Lodi che può assumere maggior peso, con Grella al telefono. In campo intanto la squadra ha ripreso il cammino e lo ha fatto sotto la guida di Zeoli, uno che Catania ce l'ha nel sangue. Ho sempre pensato che a Catania ti devi violentare, passami il termine, dunque perché è una sofferenza e le esigenze della piazza e della tifoseria. L'approccio contro il Picerno è stato lontano da quello apprezzato per così dire nelle ultime partite, meno male in 20 minuti il Catania è sul 2-0, Castellini segna il suo primo gol in maglia rossazzurra e lo fa dopo un'azione ispirata da Chiarella che conquista la punizione e da Rizzo la vecchia guardia, insomma. Anche i ragazzi che sono arrivati quest'anno stanno cercando di ambientarsi il più velocemente possibile e noi dobbiamo aiutarli a farli capire in che piazza siamo, perché comunque anche nei momenti di difficoltà dobbiamo stare uniti. A sinistra la catena De Luca Maffei funziona al meglio, viene fuori il rigore che si trasforma in una parata del portiere lucano e poi nell'autogol di Diop 2-0, ma poi tornano i fantasmi. Nella ripresa il Picerno prima accorcia con Cico, poi raddoppia grazie alla premiata di Murano Vitali e rischia pure di passare in vantaggio se Bois non salvasse sulla linea. Per fortuna ci pensano Zammarini, assist e Deli, gol, il Catania passa, troverà il Crotone e adesso pensa al Cerignola. Vittoria d'oro per il Palermo che batte il Brescia 1-0 nel recupero della seconda giornata di campionato. A firmare la rete della vittoria il centrocampista Koulibaly, Marco Gullà. Puntava a vincere per rialzarsi e il Palermo, anche se giocando a corrente alternata, ci è riuscito. Brescia ha battuto 1-0 al Barbera grazie a questo gol nel primo tempo di Koulibaly, pennellata di Valente e testa dell'ex Ternana che poi nell'esultanza chiama a raccolta i suoi compagni, come a dire rialziamoci tutti insieme. 3 punti d'oro per il Palermo nel recupero della seconda giornata, rosanero che si lasciano alle spalle il periodo di crisi e tornano al terzo posto ad 1 punto dal Venezia secondo e a 6 dal Parma che è primo. Una partita complicata e sofferta quella del Palermo. Corini ha rispolverato Valente e ha messo dentro Koulibaly che veniva da un infortunio e proprio da loro due è arrivata l'azione del gol. Il Brescia ci ha provato fino alla fine flirtando con la rete del pari però solo nel finale. I siciliani non hanno collezionato tantissime occasioni anche se sui piedi di Soleri nel finale è arrivata l'occasione per chiudere la contesa. Contavano i 3 punti, Corini espulsa a qualche minuto dalla fine, esulta ed esalta il gruppo. Così è stato, con grande volontà, forza di volerla portare a casa, mi è piaciuto lo spirito. I ragazzi hanno lottato veramente con la voglia di portare a casa un risultato che era fondamentale oggi, che riequilibra la classifica e di conseguenza lo volevamo, l'abbiamo ottenuto e devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché spesso si dice la squadra che lotta, che fa e oggi abbiamo messo dentro il cuore e l'abbiamo vinta col cuore. Migliore in campo colui che ha segnato la rete della vittoria. È stato bello segnare al Barbera perché è un gol che mi serviva, ci mancava e comunque sono contento per aiutare la squadra. Domenica Palermo di scena ancora al Barbera, questa volta arriva il Cittadella. E per questa edizione ci fermiamo, grazie per averci seguito e buona serata.